Ritorno in classe e convivenza con il Covid. Da lunedì inizia un nuovo banco di prova per la sanità veneta e la scuola. Il sistema sanitario regionale è pronto ed in queste ore con tutte le USL del territorio si stanno organizzando le ultime cose. Stretto il rapporto tra la USL e istituti scolastici, previsto un referente di contatto per ogni scuola, mentre con i medici di medicina generale e i pediatri si sta lavorando per arrivare ad effettuare direttamente i cosiddetti tamponi rapidi. Questo permetterebbe di accorciare la catena e soprattutto di prevedere, qualora ci fosse un caso positivo, poi le procedure di contact tracing, isolamento e quindi senza pensare di chiudere intere classi o intere scuole. Rapporto sanità-scuola che vede in prima linea anche gli stessi insegnanti che dovranno sapersi destreggiare tra gel, mascherine e distanze. Gli insegnanti hanno avuto le indicazioni dal punto di vista appunto di regole interne, di misure di sicurezza, di percorsi e comunque saranno accompagnate dalle aziende sanitarie, dai SISP e anche dai referenti sanitari in tutto questo percorso. Insomma, il 14 settembre la macchina è pronta a partire, ma l'assessore richiama il patto di corresponsabilità. Noi siamo convinti di poter affrontare anche questa partita con la responsabilità di tutti, responsabilità dei genitori quando quindi quella corresponsabilità prevista se ci dovessero essere alcuni sintomi oppure delle situazioni di questo tipo, di tutto il personale insegnante